Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un'altra locuzione che è quella che indica una persona in un modo completamente differente da quello dell'italiano. La locuzione in questione è essere dolce di sale. Con il termine essere dolce di sale in italiano si indica un piatto sciapo che non sa di sale, quindi una persona sciocca che non sa di niente. In napoletano significa tutt'altro, perché una persona che non è dolce di sale, non è dolce di sale, è una persona insopportabile, ostinata, cocciuta, che fa perdere la pazienza, da cui è difficilissimo ottenere qualcosa. E si indicano soprattutto le persone molto burbere, le persone che non hanno mai una parola di conforto per nessuno. Una persona da cui tendenzialmente stare alla larga. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!